Buongiorno da Rosolina Mare, Sapori in Piazza, una iniziativa delle Proloco della provincia di Rovigo per degustazioni proposte importanti, quindi con le Proloco, le leggiamo qua, di Arqua Polesine, Badia Polesine, Canaro, Castelnuovo Variano, Corbola, Donada, Frassinelle Polesine, Loreo e Lusia e naturalmente Rosolina, che è la padrona di casa. Andiamo a seguire e ascoltare un pochino di protagonisti di questo evento, di questa kermesse importante. Cominciamo con la cassa. Allora, Castelnuovo Variano presente. Spendono? Com'è questa kermesse che, come ripeto, non è il primo anno che la fate? No, la gente partecipa, insomma, adesso vedremo stasera. Ieri sera c'è stata una bella partecipazione. Da quello che mi ricordo io, più dell'anno scorso. Marinena, che è stata la nostra Virgilio già l'anno scorso, sì, facciamo una carrellata insieme. Facciamo una carrellata insieme. Okay. Allora, qua siamo a Lusia. Avanti. Lusia. Qui abbiamo la Proloco di Canaro con i famosi Biglio e il Torcio. Ciao ragazze. Ciao. Qui abbiamo la Proloco di Arqua Polesine, che tra l'altro stiamo organizzando anche come Umpi Rovigo un bel evento che sarà il 30 di agosto, il 30-31 agosto e 1 settembre all'interno del castello di Arqua. Ci sarà Gusto in Castello Agri Food Festival. Grande Marinena, adesso io continuo un po' la carrellata. Bene. Però mi fa piacere di trovarti ogni anno puntuale come mia Cicerone. Grande. Okay. Corbola presente, voi cosa presentate? Noi presentiamo il risotto di Bosga, che è un piatto tipico del nostro paese, fatto con il cefalo, con pesce dei nostri mari, e il piatto freddo Balutin, che richiama sempre la nostra festa principale che facciamo nel paese. Ecco, ricordiamo che la festa si chiama Festa della Bosga. Della Bosga, appunto, perché... E il Balutin è questa specie di isola che c'è sul dove Po. noi si svolge la nostra fiera. Faccio vedere il Balutin. Questo qua sarebbe con... è un piatto freddo di pesce. Bravi, complimenti. Grazie. Chi lavora vengono mai riprese? Ecco, lo stavamo dicendo, chi lavora non viene mai ripreso, non è mai intervistato. Invece abbiamo il fuochista, quelli che si riposano e quelli che lavorano. A dire la verità, che vedo che lavora solo lui, adesso no per dire, però dietro a questi fumi la Proloco di Loreo, che ha il compito, e gli amici di di Badia Polesine, alla polenta. No, però allora, io volevo dire una cosa importante: a 40 gradi non siete bravi, siete degli eroi. Presidente Ghisellini, allora tu, a parte che sei presidente da una vita, da quando ti conosco tu sei nato presidente, sì. Presidente del Proloco provinciale, questa è una bella esperienza, Sapori in Piazza. Che edizione è questa, Presidente? Vabbè, penso che questa è, guarda, ricordarsi l'edizione, la prima edizione è stata fatta, mi sembra, nel 2008 al posto dal Moro. Quindi voi dopo vi siete spostati qua in questa zona più... Insieme con la provincia, l'avevamo fatto insieme, allora si collaborava molto con la provincia. Allora, a te la domanda da Presidente, com'è la salute delle Proloco? Beh, io dico che la salute delle Proloco è buona, posso dire eccellente, ma è buona. E con le variazioni del terzo settore avete problemi o avete risolto? L'Umpli provinciale ha messo nel terzo settore tutte le Proloco provinciali, no, tutte le Proloco della provincia di Rovigo sono iscritte all'Umpli, in più l'Umpli e in più i consorzi. Quindi Badia Polesine, Loreo, buongiorno Loreo. Allora, vi abbiamo già visto là nel settore fuochi, molto caldo. Qua però abbiamo il settore femminile che complimenti, complimenti. Tutto bene? Starei qua per ore. Ma viene, poi ci siete voi, quindi.
Proloco di Rosolina, siamo con il presidente, tra l'altro il Proloco di Rosolina ospita in questa piazza Europa qua, no? Sì, Piazza Europa. Allora, esperienza eccezionale, tu tra l'altro sei da 2 mesi sotto pressione, un sacco di cose qua a Rosolina, soddisfatto? molto soddisfatto, soddisfattissimo direi, perché c'è un calo dell'affluenza inevitabile in tutta Italia sul turismo e stavamo proprio parlando adesso con le altre Proloco e i prezzi incidono su questo qua, però ieri sera c'era il pianone, quindi penso di essere soddisfatto di questo progetto e di questa esperienza. Ecco, ricordiamo siamo al 3 agosto, ma però fino a fine agosto avete ancora un sacco di cose, non ultima sì. la Notte Verde, che è una cosa nuova. La Notte Verde, sì, fatta dalla Croce Verde di Adria, e vedremo se funziona, ma secondo me è un format che funziona anche quello lì, perché abbiamo il 9 la festa del turista a Piazzale San Giorgio, il 10 la Notte Verde, quindi è uno dietro all'altro, quindi praticamente non ci siamo mai fermi. Buon lavoro! Grazie, ciao! Antonella Ferro, Proloco di Donada, esperienza interessante da ripetere? Certo, da ripetere, già da alcuni anni siamo qui a proporre i nostri piatti, è sempre un'esperienza molto interessante, sia per il confronto che abbiamo con le nostre consociate Proloco, ma poi anche ci mettiamo in mostra con i nostri prodotti, abbiamo il riscontro delle persone che apprezzano i piatti che proponiamo nel nostro stand. Ecco, ricordiamo che c'è anche la vostra fiera che o è appena iniziato o deve iniziare. Allora, faremo l'ultima serata dei martedì 6 agosto, e dal 10 al 15 agosto abbiamo Agosto Donadese, edizione numero 56. Ecco, ricordiamo che è una delle fiere più potenti, più seguite. È più rinomate, grazie, non mi veniva la parola. E quindi lunga vita alle Proloco. Chiudiamo il nostro servizio con Lorena e Claudio, Proloco di Rosolina, loro sono i venditori più accaniti di questa lotteria, e che dire, io chiudo con loro perché conosco tra l'altro il maestro Polello e merita una menzione particolare, perché se c'è una banda così importante musicale a Rosolina è molto merito tuo. E comprate i biglietti.